È indubbio che Sulanu dia la sensazione di quartiere verde, data dagli alberi d'alto fusto e dalle recinzioni dei privati, ma diversa è la situazione se si guarda in basso. La sensazione di verde scompare in quanto nelle aiuole non si nota un filo d'erba. Nel parco pubblico chiamato dei Bimbi di Piazza Boiardo il tappeto verde non esiste e il terreno presenta solo arida terra all'infuori di qualche piccola porzione dove piccoli fili d'erba tentano di sopravvivere. Un parco senza tappeto verde è quasi impensabile perché nell'immaginario e nella situazione reale è il completamento naturale di una zona di relax. Insomma, un grande parco dove i bambini giocano nella terra arida che dà un indubbio senso di abbandono. Situazione leggermente migliore, forse per cause naturali, nel parco più piccolo di Via Boiardo, in quanto il tappeto d'erba esiste in più parti anche se è nato spontaneamente. Anche qui grandi spazi sterrati che non danno un buon colpo d'occhio con un'immagine di abbandono come nel parco dei bimbi. Via Ariosto zona parcheggi, anche in qui di tappeto erboso neanche l'ombra. Situazione identica nella via Alloni per esempio, dove le aiuole non contengono neanche un filo d'erba e qualche pianta e albero in crescita sembrano abbandonati nel deserto di terra incolta. Il comune dovrebbe intervenire al più presto per trasformare le aiuole del quartiere da cortile di caserma in tappeti erbosi.